rappresento le aziende vitivinicole della famiglia Bagnarol. La sede aziendale è a San Vito al Tagliamento, ma le aziende vitivinicole comunque coprono un territorio abbastanza vasto, perché partiamo dalla zona di Sedegliano, in provincia di Udine, per arrivare poi a San Vito al Tagliamento e arrivare fino al mare, sempre in provincia di Udine. Trasformiamo l'uva in vino da circa 20 anni e lo commercializziamo sia all'ingrosso che al dettaglio un po' in tutto il mondo. L'azienda nasce da nostro padre, che ha trasmesso a noi fratelli la passione e ci ha dato la possibilità di avviare queste aziende vitivinicole, nelle quali poi noi abbiamo continuato ad impegnarci e a produrre uva e poi trasformarla in vino. La superficie è aumentata esponenzialmente, prima appunto c'era solo nostro padre, poi dopodiché siamo arrivati noi fratelli con una serie di aziende e dipendenti. Da quella volta ci sono cambiate tantissime cose, perché abbiamo sempre voluto migliorare quello che era il lavoro nei campi principalmente, per cui abbiamo cercato di meccanizzare sempre più il lavoro che si faceva totalmente manuale, apportando macchine sempre più innovative. Parlando di meccanizzazione, nelle nostre aziende abbiamo costruito gli impianti dei nostri vigneti a cordone libero o cortina semplice, che vuol dire avere dei vigneti con una gestione meccanizzata e possibilmente evitare la manualità, specialmente nel periodo estivo, meccanizzando il più possibile tutte le operazioni che vengono effettuate nel vigneto, non trascurando comunque la qualità. La collaborazione che c'è con il Circolo Agrario Friulano è da sempre importante, perché appunto ci aiuta, ci dà il prodotto giusto al prezzo giusto, e non è il semplice rapporto tra venditore ed acquirente, ma appunto è la collaborazione e la volontà di arrivare a uno scopo che tutti abbiamo, è quello appunto di fare business. Ma se facciamo business noi come aziende agricole, sicuramente faranno altrettanto anche le persone con il circolo agrario.